Molto spesso la professionalità, oggi è di questo che per tutta la giornata nei vari ambiti che si affrontano si parla, la professionalità passa anche attraverso la giusta immagine, ciascuno con il proprio ruolo ma con una divisa che deve essere impeccabile. E non tutti comunque la pensano così, perché magari dice beh faccio il pizzaiolo, mi metto una magliettina bianca e vado, invece no, adesso c'è per il pizzaiolo, c'è la divisa adatta, per il cuoco anche, per il cameriere anche, magari una volta li vedevi, perché comunque l'immagine come diceva lei è importante. Il cliente ha sicuramente una sensazione, un impatto molto più rassicurante. Sì, 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 poi ci sono magari ovviamente come ci sono i clienti che magari sono più, quindi cercano magari quell'abbigliamento più particolare, c'è invece chi rimane sempre nel classico, quindi una giacca normale. I ragazzi oggi comunque sono molto, pretendono, vogliono cose colorate. Notavo infatti rispetto a un bel po' di anni fa che la creatività che magari si mette in alcuni mestieri in cui prima creatività non aveva assolutamente spazio, poi la si ritrova anche nelle divise. Sì, sì, soprattutto. E comunque, anche quando rispecchia tantissimo la personalità, anche se sei al lavoro e indossi un vestito comunque che a te piace, al lavoro sei anche più tranquilla, sei molto più rilassata, questo fa tanto. C'è un aspetto fondamentale in alcuni soprattutto settori, l'antinfortunistica, questo diventa imprescindibile e purtroppo anche qui c'è da lavorare dal punto di vista culturale. Sì, no, là parliamo secondo me di una cosa molto più che della bellezza del vestito, parliamo della sicurezza. E quindi la scarpa adatta, il pantalone adatto, che magari chi non è del mestiere dice metto un pantalone come sia, no, un pantalone magari per un determinato lavoro è importante. Magari una che non è dentro, dentro magari non lo si capisce, però è fondamentale anche la sicurezza.